Cecilia, il risultato finale dice 4-1, però è stata una partita molto più difficile di quello che possa dire il finale. Sì, secondo me dovevamo sfruttare più il primo tempo, dove loro si sono rese pericolose qualche volta, però diciamo che abbiamo abbassato troppo i ritmi nel primo tempo e comunque ritornare in campo secondo tempo con l'1-0 non è mai facile. Loro infatti devo dire che sono scese in campo molto, molto determinate, tant'è che sono riuscite anche a recuperare subito, a raggiungere il pareggio e poi noi tutte diciamo hanno tirato fuori quello che avevano, chi più chi meno e secondo me è meritato, forse anche troppo 4-1, però alla fine è andata bene così. E alla fine dei conti è il risultato più netto della giornata, di una giornata di campionato con alcune sorprese, su tutte il Mozzanica che non va oltre il pareggio con il Sud Tirol e dunque avete agguantato il secondo posto. Sì, quello fa sempre piacere, però secondo me saranno decisive queste 4 ultime partite che abbiamo adesso, quindi certo che è buono questo risultato del Mozzanica per noi, però non abbiamo ancora fatto niente. Stefani, allora, come si vede la partita dalla tribuna? Beh, di sicuro preferisco vedere la partita del campo che in tribuna perché è molto peggio di non poter aiutare la squadra, però oggi è andata bene, abbiamo 3 punti e quella era la cosa più importante. A 3 giorni dall'operazione comunque vederti già seguire le compagne allo stadio è già una bella cosa. Oh, ma l'intervento è andato molto bene, non ho neanche dolore, quindi volevo stare qua e aiutare la squadra in modo mio.